Succede a tutti di farsi male, ma possiamo imparare a riconoscere, e quando possibile districare, i patimenti che ci colpiscono alle spalle da quelli a cui noi stessi, più o meno consapevolmente, ci consegniamo. Voglio delimitare un territorio vastissimo e oscuro, percorrere la storia dei nostri dolori e tracciare un confine tra convivenza e connivenza, distinguere un inciampo accidentale dalla presenza di un sabotatore interno. La forma della nostra personalità nasce dall'incontro tra la biologia che abbiamo e le cure che riceviamo. Siamo e diventiamo il nostro sé in relazione con l'altro. Come tutti i comportamenti e le posizioni mentali, anche le inclinazioni masochistiche hanno radici diverse. Una delle più robuste riguarda la ricreazione di esperienze negative o umilianti dell'infanzia con la speranza, inconscia, di riscriverle e rielaborarle, questa volta con più padronanza. Non mi colpiscono gli amori infelici, mi colpiscono gli amori infelici che durano una vita, che non sono brutte storie da attraversare, ma vere e proprie biografie del dolore. Ma i modi di farsi male sono infiniti e non riguardano solo i legami amorosi. Ne ho visti molti, impossibile descriverli tutti. Allievi e allieve per anni alla mercé accademica dei loro professori, forse potenti, sicuramente ingrati quando non sadici. Impiegate esauste ma fedeli e materne, con datori di lavoro ciclotimici e bizzosi. Uomini in età che si espongono a rischi fisici e sociali per inseguire giovani amanti. Persone ridotte in miseria dal gioco d'azzardo e ancora compulsivi della sessualità senza protezioni, fumatori accaniti, guidatori spericolati. Quello che avete ascoltato è un brano, anzi in verità più brani, tratti da Farsi male. La voce è quella del suo autore, Vittorio Lingiardi. Sono Silvia Lucini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Per non perdere gli episodi di Voce ai Libri, clicca il tasto Segui e attiva la campanella. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Farsi male è un saggio che parla delle tante variazioni del masochismo, inteso non come pratica sessuale, ma come tendenza, come disturbo, come fascinazione individuale o collettiva. Ci sono tanti modi di farsi male e a essere onesti masochisti forse lo siamo un po' tutti, chi più chi meno. L'importante, ci dice Lingiardi, è quanto il farsi male ci identifichi e quanto ci faccia male davvero. Per capirlo ci porta a fare un viaggio dentro le sue materie, che sono la psichiatria e la psicanalisi, ma anche dentro film, libri, opere d'arte e canzoni, per poi allargare il campo dalla persona alla collettività e chiedersi e chiederci se forse non siamo in un mondo di masochisti. Vittorio, partirei proprio dalla fine del tuo libro, cioè dal discorso sulla collettività. Scrivi una frase che è perfetta e terribile. Meglio essere riconosciuti come sudditi che rimanere invisibili come cittadini disorientati. Che cos'è questo disorientamento che ci ha resi un popolo aspirante suddito, quindi in qualche modo sottomesso, quindi forse masochista? Guarda, quando ho finito di scrivere tutta la parte psicologica e psichiatrica e psicoanalitica del mio libro, ho capito che mancava qualcosa, perché ho come visto in scala più grande questa tendenza, questo bisogno di affidarsi a qualcuno di più forte, di più potente, che prende il dominio, ma allo stesso tempo in qualche modo ci rende dipendenti da questo dominio. Ecco, l'ho rivisto per certi aspetti su una scala più ampia, come se la complessità della vita e del mondo contemporaneo, che è una complessità notevole e che riguarda tutti noi, riguarda ogni elemento, dalla complessità delle politiche di genere alla complessità dell'intelligenza artificiale, tutti i cambiamenti che avvengono nelle nostre vite sotto i nostri occhi a volte sono difficili da articolare, difficili da comprendere. In più c'è questo tema di non sentirsi in qualche modo visti e considerati da una politica che può sembrare evanescente, che può sembrare poco finalizzata, poco puntata sulle singole specificità, sui singoli bisogni.
E quindi il rischio è che si venga a creare una specie di grande delega. Le deleghe di solito vengono fornite dalle persone che magari con pochi scrupoli però pensiamo che sono in grado di risolvere problemi che magari ci complicano la vita, non riusciamo a capire. Parliamo per esempio del problema della sicurezza, del problema del clima. Ma la cosa che mi ha colpito è che questo affidarsi a qualcuno di più forte, questo affidarsi a un tiranno più potente, qualcosa che Freud in un libro degli anni 30, Analisi delle masse e psicologia dell'io, aveva già in qualche modo un po' intravisto e denunciato, questa idealizzazione del leader potente. Ecco, io ho come l'impressione che questa consegna sia un po' masochistica, perché poi i leader potenti sono quelli che dopo il Covid diventano Novax, sono quelli che in una situazione molto difficile e dolorosa sul piano globale, legata alle povertà, legate al clima, fanno delle politiche negazioniste. Sono persone che non curano il pianeta anche dal punto di vista ecologico, sono dei leader internazionali, perché qui andiamo dal Sud America agli Stati Uniti, all'Europa orientale, alla Russia, a Israele, insomma, che promuovono delle politiche che in qualche modo fanno male al mondo, ma al tempo stesso c'è un'illusione e una consegna e un dipendere da questa idea di forza risolutiva. Sempre rimanendo sul discorso collettivo, racconti come questo presente, che è ovvio, è carico di cose brutte, difficoltà e orizzonti cupi, crei soprattutto due modalità di risposta. Da una parte c'è chi fa suoi i dolori del mondo, quindi sta male, prova ansia, rabbia. Dall'altra chi diventa apatico, si protegge in qualche modo disconnettendosi. Queste due tipologie di malessere ci vengono spesso raccontate come tipiche dei giovani, ma non solo, anche tu dici, qualche volta senti il bisogno di non sentire. Esiste un modo di stare nel presente senza cadere in questa polarizzazione tra dolore e indifferenza? È molto difficile e credo che sia un po' uno dei nostri compiti, se vogliamo coltivare un tentativo di sopravvivenza psicologica e mentale di fronte a un mondo che attorno a noi e a volte anche un po' dentro di noi va in pezzi. Per cui la soluzione dell'identificazione totale nel dolore collettivo e quindi anche una dimensione salvifica e sacrificale rischia di essere in parte autodistruttiva. Chiaramente non sto parlando di comportamenti prosociali, sto parlando di comportamenti in qualche modo autodistruttivi, dettati anche da una grande angoscia per non riuscire a comprendere e a orientarsi in quello che succede. L'altro elemento, come giustamente segnalavi tu, è invece la fuga, il chiudersi dentro un personale egoismo, un distacco, un cinismo. C'è anche il tema del nichilismo, secondo me, un allontanamento invece dalla superficie del mondo che è bruciante. Ecco, io credo che queste siano due polarizzazioni in modi diversi disfunzionali per affrontare oggi i nostri compiti, che sono prima di tutto quelli, e lo diceva Simone Weil, di riuscire a guardare il dolore, riuscire a guardare il male del mondo, ma riuscire a guardarlo da una parte per comprendere e articolare la propria possibilità di fare la propria parte, di fare bene il proprio lavoro, di portare avanti nel proprio contesto un discorso positivo e quindi sicuramente guardare il mondo, ma anche lavorare per creare un sistema di convivenze possibili. La prima convivenza è dentro noi stessi, e la seconda convivenza è con le persone più vicine e la terza convivenza è con la collettività. Per cui ciascuno a modo suo, con le proprie possibilità, i propri strumenti, i propri ruoli, deve riuscire a creare un equilibrio io, tu, noi, che consenta di stare nel mondo senza esserne sopraffatto. Entriamo, per citare un altro tuo libro che si intitolava Arcipelago N, raccontava del narcisismo, nell'arcipelago M, quello del masochismo. Quando parliamo di masochismo parliamo necessariamente di dolore. Il dolore è un'esperienza inevitabile della vita, ma per qualcuno diventa inconsciamente desiderabile. E allora ecco le relazioni sempre sbagliate, i posti di lavoro non gratificanti, quando non addirittura umilianti. Che cosa c'è di solito dietro questi che sembrano destini sfortunati?
Prima di tutto, quando parliamo del masochismo, questa volta appunto più nel sistema dell'io e del tu, dobbiamo fare una premessa. È masochistica la posizione di chi sceglie, delle condizioni dolorose e umilianti nel lavoro, nell'amore, avendo a disposizione delle alternative. Io faccio sempre l'esempio della protagonista del film di Paola Cortellesi, C'è ancora domani. Ecco, in quel film la protagonista non ha scelta, è costretta a vivere anche per una sorta di necessità economica e molte donne vivono questa situazione, non riescono ad affrancarsi a delle situazioni difficili, dolorose, perché non esistono delle possibili alternative. Se esistono invece delle possibili alternative nel lavoro, nelle relazioni, e si rimane in qualche modo prigionieri di una gabbia, che è una gabbia dolorosa, ovviamente non c'è giudizio in quello che dico, c'è però la necessità di vedere, di capire, di comprendere, e una delle tematiche della personalità masochistica è di mostrare la propria difficoltà ma non farsi aiutare, oppure proprio come dicevo prima rendersi conto di essere in una situazione senza scampo, senza via di uscita, ma non fare nulla per trovare una strada alternativa, oppure non riuscire a volersi bene, non riuscire in qualche modo a pensare di meritare il bene e quindi rimanere quasi stupiti o paradossalmente persino a volte scontenti e delusi di fronte a quella invece che è una realizzazione personale. Ecco, ci sono questi allarmi, questi tratti di personalità che appunto chiamiamo autofrustrante, perché poi la psichiatria ha un po' abbandonato il termine masochismo perché proprio si lega, anche nell'origine del termine che viene dal romanzo di Leopold von Sacher-Masoch, Venere in pelliccia, quindi si lega a una tematica più di dominio sessuale. Anche inizialmente Freud è entrato da quella porta, poi invece ha costruito un termine che è il masochismo morale, che è quello invece di cui parlo io, che è proprio una serie di tratti autofrustranti. Ecco, la psichiatria poi ha scelto questo termine self-defeating per definire queste condizioni di vita. C'è da aggiungere che a volte il dolore diventa un'identità e quindi rimanere dentro queste gabbie, rimanere dentro queste trappole, da una parte è il tentativo di padroneggiare delle situazioni più antiche, perché ripetendole c'è come un po' l'illusione di cambiarle. Molto spesso capita di vedere delle persone che vivono una relazione amorosa disfunzionale e difficile, ma con una specie di non detto illusorio per cui sì, io non sono stato amato da mia madre, non sono stato amato da mio padre, ma adesso la persona che ho scelto, che non mi fa sentire il suo amore, che mi fa sentire sempre o la seconda o quella di troppo, però lo convincerò a amarmi. Quindi c'è un tema anche di conquista di quello che non si è avuto, c'è un tema anche di idealizzazione di qualcosa a cui non abbiamo avuto accesso. E in altri casi c'è proprio l'idea che è meglio una situazione nota piuttosto che avventurarsi, aprire questa gabbia e andare a imparare una lingua nuova, andare a imparare a vivere in un mondo dove però non ci sono le coordinate, anche se sono delle coordinate oscure che in qualche modo mi contengono. Quindi nel rimanere in una posizione, più autofrustrante, più masochistica, c'è anche la paradossale sicurezza di qualcosa che conosco già. Quando si parla di masochismo si pensa più facilmente a una donna che a un uomo, perché c'entrano il sacrificio, la sopportazione, l'abnegazione di sé, che sono più facilmente considerate caratteristiche femminili. È un bias o è realtà? Io penso che fondamentalmente sia un bias culturale, però un bias culturale così millenario da a volte rendere difficile la separazione tra quella che è un'attitudine e quella che invece è una caratteristica appresa. Direi che la risposta più onesta a questo tema è che molto spesso diventiamo quello che gli altri si aspettano da noi e quindi, siccome una cultura millenaria, e la psicoanalisi per prima, perché Freud parlava, oltre del masochismo sessuale, del masochismo morale, c'è un terzo masochismo di cui lui parla, appunto quello femminile. Lui già effettivamente diceva che ci sono degli elementi culturali in questa posizione, che però è legata alla tradizionale idea che la donna
deve dedicarsi, che la donna deve offrirsi, che la donna deve essere mite, che la donna deve accudire. Questo naturalmente porta in sé anche un'idea millenaria di che cosa è la maternità. Il tema maternità e sacrificio vanno sempre a braccetto, e naturalmente quello che io voglio dire oggi invece è che è la genitorialità semmai che contiene un elemento sacrificale, ed è necessario che sia così, un elemento anche di abnegazione e di rinuncia a sé per il figlio o per la figlia. Non lo vorrei connotare dal punto di vista del genere, però certamente le aspettative e le costruzioni culturali che vengono fatte sul genere sappiamo quanto sono importanti e quanto inchiodino una donna a quel passato e a quella fisionomia, e purtroppo anche nei giovanissimi, che naturalmente sono molto più svincolati anche grazie ai decenni di femminismo che abbiamo alle spalle, finiscono a volte per ritrovarsi in situazioni in cui la donna, che magari sta correndo più in fretta, sta andando più avanti, si ferma per sostenere magari un compagno, un fidanzato, un ragazzo oggi disorientato tra un patriarcato che non c'è più e che non regge, ma anche una nuova identità maschile, più solidale, più dialettica, che non riesce ancora a raggiungere. Ecco, questa tentazione viene simbolizzata, ahimè, in modo terribile nella famosa immagine dell'ultimo appuntamento prima della separazione, come se anche in situazioni di relazioni che non reggono più ci fosse questo bisogno di accudire anche mentre ti sto lasciando, perché non ha più senso stare con te, anzi magari mi hai maltrattato. Ecco, non è assolutamente una descrizione che vuole generalizzare, però sono come delle tracce, delle voci che abbiamo dentro. Anche nel maschile ci sono delle voci che in qualche modo obbligano a degli stereotipi di genere, di forza, di non chiedere, di imporsi. La gelosia e il controllo vengono spesso scambiati da entrambe le parti per manifestazioni di amore, magari un po' forti, ma di amore. Ecco, invece una neoalfabetizzazione del potere nelle relazioni e di come questo potere debba essere in qualche modo riletto alla luce della parità di genere è un'esigenza importantissima oggi, e credo che questo libro riflettere proprio sulla dedizione, sull'abnegazione, sul sacrificio, spero che aiuti anche a una riflessione individuale su dove posizionarsi nei rapporti rispetto a questi temi, il che non significa diciamo così fare una apologia dell'egoismo, tutt'altro, ma c'è una grande differenza tra il dedicarsi a un'altra persona perché è una forma di amore e anche in parte di rinuncia di sé, e il dedicarsi a un'altra persona perché si è in qualche modo vittime o di un controllo o di uno stereotipo. Nel concetto di farsi male rientra anche l'autolesionismo, un comportamento che, ci dicono i dati, è molto in aumento, soprattutto tra i ragazzi. Chi si taglia, si ferisce, è un masochista? Tecnicamente, diagnosticamente non lo definirei un masochista. Il comportamento in sé è un comportamento autolesionista, quindi sicuramente c'è una parentela con l'idea del farsi male. Qui entra in campo il corpo, che tra l'altro è stato proprio l'oggetto del mio libro precedente, e il modo in cui il corpo a volte oggi viene utilizzato sempre di più, perché come giustamente dicevi questo tema del self-cutting, del self-harm, del tagliarsi è un tema in crescita soprattutto in adolescenza. Ecco, sono delle condizioni in cui c'è una difficoltà, un'incapacità di elaborare un dolore mentale che diventa insopportabile, che non è declinabile appunto verbalmente e che quindi si esprime attraverso un attacco al corpo, dove questo attacco al corpo, i significati del tagliarsi non sono mai univoci, sono molto differenziati, perché a volte paradossalmente è una forma di tornare a una dimensione di realtà incisa e sanguinante, proprio per ritrovare un contatto con una dimensione fisica, corporale, quando invece la mente era come invece persa e dissociata in uno spazio che in qualche modo allontanava dalla realtà. In altre fisionomie psicologiche il tagliarsi è proprio una forma più di autopunizione, più un infierire contro se stessi. In altri casi è una richiesta di aiuto, tagli sulle braccia con maniche corte, dico io, e in altri casi invece
è un modo segreto di punirsi e di farsi male senza volerlo dire agli altri. Allora io dico tagli sulle braccia con maniche lunghe. Quindi è una galassia molto complessa, è sicuramente un farsi male perché è un attacco al corpo, come attacco al corpo sono i disturbi alimentari o tutti i comportamenti in qualche modo che mettono a rischio la nostra integrità, la nostra salute, la nostra incolumità, e quindi ho ritenuto di dare uno spazio a questo tema nel mio libro, sì. Leggere un libro come questo da genitore è un'esperienza abbastanza intensa perché, come ci insegna la psicanalisi, gran parte dei comportamenti patologici hanno origine nella primissima infanzia e sono legati al rapporto con i genitori. Di chi è figlio un masochista? Ma io parto un po' sempre da una doppia prospettiva. Siamo sicuramente figli di una famiglia, e quindi un papà e una mamma ci sono, e sicuramente quando la genitorialità non è quella dimensione che Winnicott definiva good enough, cioè sufficientemente buona. Sappiamo tutti che essere genitori è il mestiere più difficile del mondo, è un mestiere fatto di errori, è terribile secondo me la posizione dell'esperto che viene a dire tu sbagli. Siamo tutti in gioco, è tutto complesso. È importante raggiungere una situazione diciamo così, di sufficiente accudimento, di sufficiente riconoscimento reciproco, capacità di mettersi in gioco. Certo, quando subentrano delle dimensioni traumatiche, delle dimensioni di maltrattamento, di svalutazione, di incapacità ad amare, a volte non ci sono colpe, ci sono delle condizioni anche depressive che rendono il genitore inevitabilmente più lontano e più incapace di amare. Si strutturano dei modelli di relazione, dei modelli di rapporto con se stessi e con il mondo che possono poi condurre a personalità basate sul non amore, basate sul farsi male. Non dimentichiamo che ci sono anche poi delle componenti più temperamentali, più legate anche alla nostra biologia, perché le nostre biologie possono essere appunto più legate a una ricerca di novità e di soluzione, oppure più passive, più legate, diciamo così, a rifugiarsi in un mondo senza cercare altre strategie. E poi, importantissima, oltre alla dimensione biologica e alla dimensione, diciamo, dell'ambiente familiare, il contesto culturale, il contesto sociale. Quindi non bisogna mai guardare subito e puntare il dito sulla famiglia. Sono molti gli elementi che formano la nostra personalità. Lo accennavo presentandoti, ma non ne abbiamo ancora parlato, di tantissimi prodotti culturali che muovono da un pensiero masochista o lo raccontano. Ti faccio delle domande e tu mi dici di ogni categoria il titolo più masochista e perché. Film. Sicuramente Lars von Trier, il suo film Le onde del destino. Quando io lo vidi ero molto più giovane, lontanissimo dall'idea di scrivere questo libro, però si incise nella mia mente il personaggio di Bess, proprio come l'idea martiriologica, sacrificale di una donna che per amore e per idealizzazione amorosa salva il suo compagno. L'altro film di Lars von Trier naturalmente è Dancer in the Dark. In questo caso la relazione è madre-figlio. Oppure mi viene in mente Le lacrime amare di Petra von Kant di Fassbinder. L'ho chiamata piccola cineteca masochista perché davvero gli esempi sono tanti. Canzone. Canzone senza ombra di dubbio, Minuetto di Mia Martini. Io dedico un capitolo che si chiama Resistere cantando, cioè a questa dinamica che viene forse anche dal melodramma italiano, dalle grandi eroine dell'opera, dove viene messa in scena il sacrificio e appunto per certi aspetti anche il masochismo femminile. Pensiamo a Traviata, pensiamo a Bohème, pensiamo a Butterfly, ma anche la forza e la resistenza nel cantarlo e quindi insomma nel renderlo un fenomeno visibile a tutti e quasi un archetipo rispetto al quale possiamo prendere coscienza pur partecipando di una vicenda. Minuetto, passando alla musica leggera, la mia mente si ribella a me, ma il mio corpo no, le mani tue strumenti su di me, che dirigi da maestro esperto quale sei. Proprio la consegna in una relazione di dipendenza e di possesso. È una canzone che dice vieni qui a casa mia, poi te ne vai, sono sempre fatti tuoi, cioè un isolamento anche della sensibilità di questa donna
preda di un amore oggi, con una parola che io nel mio libro non uso perché non è una parola che amo, ma oggi si direbbe tossico. Opera d'arte. Opera d'arte, ma io nel libro segnalo qualche opera d'arte. Una che mi ha molto colpito è il Cristo dei Dolori di Botticelli. È un'immagine intensissima, di una dimensione sacrificale profonda, ma che non definirei masochistica. La dimensione cristologica non è una dimensione masochistica perché porta con sé un tema poi invece di rinascita e di salvazione generosa, non di salvazione, perché tra le forme di masochismo che racconto c'è anche il sacrificio per poter dire guarda cosa ho fatto per te. Ecco, quindi c'è nel masochismo a volte e nel vittimismo c'è una componente anche invece prepotente e potente di controllo dell'altro. Ecco, invece questo Cristo dei Dolori, questo piccolo quadro di Botticelli ci guarda, ed è tutta l'umanità del dolore che ci guarda nella figura archetipica dell'uomo che si è sacrificato per gli altri uomini. Libro. A me viene in mente il libro Una vita come tante di Yanagara. È un libro molto controverso, io non l'ho scelto perché è un romanzo che mi ha particolarmente colpito dal punto di vista letterario, mi ha molto colpito il suo successo internazionale, globale, migliaia di traduzioni, perché significa che è un libro che ha parlato ai lettori e alle lettrici, ed è una storia di dolori continuativi che nascono da grandissime esperienze traumatiche, ed è proprio la classica coazione a ripetere del sacrificio del dolore e della dimensione masochistica che nemmeno il cerchio più generoso e più amorevole di amici riesce in qualche modo a scalfire. Non dico come va a finire per chi non lo ha letto, però è proprio il romanzo sulla coazione a ripetere della posizione, diciamo così, del dolore autoinflitto. Appunto, coazione a ripetere, sabotatore interno, identificazione con l'aggressore, falso sé. Sono le 4 dinamiche che hai scelto per raccontare i comportamenti masochistici. I masochisti fanno male a se stessi o anche agli altri? Sempre le nostre posizioni, le nostre posture psicologiche e relazionali agiscono in un contesto, e quindi anche se il masochista per definizione fa del male a se stesso, però a volte facendosi male si fa del male anche agli altri, semplicemente magari destando delle preoccupazioni o facendo sentire le altre persone inefficaci, impotenti, oppure perché c'è una sorta, diciamo, di esibizione vittimistica del dolore. C'è un messaggio implicito che è io soffrirò sempre e tu per me non potrai far niente, quindi c'è un depotenziamento dell'altro. Naturalmente, appunto, i masochismi sono molto diversi tra loro, esistono forme più onnipotenti, forme cosiddette virtuose, forme più, diciamo, completamente autodistruttive. Ecco, io cerco di costruire proprio questo arcipelago M, con la M di masochismo, per mostrare come in alcuni casi c'è anche un po' un tema di aggressività inespressa. Non dobbiamo trascurare il fatto, anche se anche qui non vanno fatte generalizzazioni, che mettersi nella posizione di vittima in alcune situazioni può anche significare mettersi in una posizione di comandare con la propria sofferenza, proprio con l'induzione del senso di colpa, della dipendenza dell'altro, o facendo sentire appunto l'altro completamente inefficace. Quindi non c'è diciamo arcipelago psicologico che non riguardi sempre la dimensione dell'altro. Dedichi le ultimissime pagine alla guerra, la guerra che ci circonda e ci riguarda. Nel verbo riguarda c'è anche il verbo guardare. Che legame c'è tra lo sguardo e la cura? Un legame intensissimo. Il nostro sguardo, il nostro guardare è sempre bidirezionale. E non esiste cura senza capacità di guardare l'altro davvero e senza, in qualche modo, suscitare anche in noi, in qualche modo, la ferita di quella cura, la ferita che poi ci muoverà verso la cura. C'è una immagine archetipica che era molto cara a Jung e viene dalla mitologia greca, che è il guaritore ferito. Ed è l'idea proprio del medico, e poi in generale di qualunque figura terapeutica,
che si mette in contatto con il dolore dell'altro perché ha conoscenza di quel dolore, ha una capacità di immedesimazione, ha una posizione empatica, il che naturalmente non significa che dobbiamo esporci ai dolori degli altri senza protezione, perché il famoso io ti salverò, per citare un altro film, è proprio invece il contrario della cura, è l'annullamento della distanza necessaria per vedere, ma anche per osservare e partecipare. Ecco, sono due movimenti che si devono alternare. Io mi ricordo quando studiavo da ragazzo la psichiatria e una delle prime cose che ci avevano insegnato è proprio questa formula di Henry Stack Sullivan, uno psichiatra interpersonalista della metà del secolo scorso, che diceva sempre: osservare partecipando, partecipare osservando. Quindi ci vuole sempre la possibilità di fare un passo indietro per vedere e un passo avanti per curare. Abbiamo dato voce a Farsi male di Vittorio Lingiardi in Audi Editore. Voce ai libri è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Nuccini. La cura editoriale di Francesca Milano. In redazione Ilaria Ferraresi. Il sound design è a cura di Cosma Castellucci. Il project manager è Marco Paltrinieri. Il producer è Alex Peverengo. Coordinamento post-produzione di Matteo Scelsa. Il fonico di studio è Luca Possi.